Eccoci, buonissima serata. Spero che stiate proprio bene in questa sera di nuova zona gialla che ha aperto naturalmente i nostri confini comunali, ha aperto anche diverse attività, ma allo stesso tempo ci deve continuare però ad aprire la mente su alcune tematiche che in questo periodo magari sono passate in secondo piano, perché le notizie sui giornali, in TV sono prevalentemente concentrate sull'emergenza, giustamente sanitaria, ma oggi abbiamo tanto più tante preoccupazioni che cominceranno sempre di più ad emergere in questa primavera che ci apre una stagione nuova, ma anche una stagione fatta probabilmente di molti eventi meteorologici avversi, molti eventi calamitosi che negli scorsi anni hanno cadenzato tutto il periodo del nostro anno con eventi di siccità piuttosto che di grandi tempeste, e il vento in molti casi è stato protagonista di queste momenti così delicati, così difficili, così pericolosi anche. E quindi questa sera siamo qui ad iniziare una serie, un percorso che ci porterà anche, non soltanto stasera, ma anche nei prossimi mesi, ad approfondire il tema del cambiamento climatico e del cambiamento, diciamo, della meteorologia e degli eventi meteorologici all'interno del nostro territorio, e capire, diciamo, prevalentemente non soltanto che cosa li ha causati e che cosa li causa, ma specialmente come noi possiamo comportarci in questi momenti per salvaguardare la nostra sicurezza e la sicurezza delle persone che ci stanno attorno. Questo tema è un tema che mi sta molto a cuore ed è un tema che in questi anni ho affrontato anche grazie a una comunicazione intraprendente che è stata portata davanti da diverse persone, da diversi giovani appassionati di questo tema, della meteorologia, che hanno cercato di hanno cominciato anche a cercare di spiegarla alla popolazione in modo tale che fosse divulgabile a tutti e comprensibile da tutti. Una di queste persone è sicuramente Marco Rabito, che all'interno del territorio veneto, vicentino prima e veneto poi, si è sempre di più affermato in una comunicazione, in un racconto di quelli che sono gli eventi avversi, ma soprattutto di quello che è la meteorologia come scienza, una scienza che è utilissima, utilissima per le attività imprenditoriali, in particolar modo quella agricola, per cui ti ringrazio dei bollettini che tu mandi avanti perché servono anche a noi, a me, ma allo stesso tempo serve perché appunto noi principalmente dobbiamo conoscere il meteo, conoscere il nostro territorio, conoscere come questo territorio deve essere preservato e come noi possiamo influire anche nelle conseguenze che la meteorologia molto spesso ci può portare. Perché molte volte noi pensiamo al vento e parliamo di vento dicendo che ha causato dei grandi disastri, ma alle volte non pensiamo come magari questi disastri vengano causati, specie nell'agricoltura, eccetera, proprio perché noi stessi non siamo stati più in grado di riconoscere quelle azioni di prevenzione utili a questo. E da qui nasce il senso di questo incontro. Il vento, il titolo è Il vento, amico o nemico? Un titolo che è un po' una provocazione che io vorrei lanciare a Marco. E vorrei iniziare questa serata introducendovi gli ospiti. Appunto vi ho parlato di Marco Rabito, che è un meteorologo ampro e divulgatore scientifico. Accanto a lui ci saranno Mirella Gerardi, rappresentante delle famiglie colpite dal tornado del 2015, quello famosissimo che ci fece, come dire, fermare anche il respiro a noi che l'abbiamo osservato tramite video e foto e nelle comunicazioni in quei giorni, in quel giorno e nei giorni successivi, quello di Doro, Mira e Pianiga. E poi abbiamo Beppa Rigoni, che è presidente del Circolo Legambiente Sette Comuni ed è una ex giornalista che si è molto dedicata ad un tema molto delicato che ha vissuto in prima persona, cioè l'evento del Vaia, questo grande evento meteorologico che si è abbattuto in tutto il territorio veneto, ma che ha dato particolari conseguenze in particolar modo nel territorio dell'altopiano dei Sette Comuni e del Bellunese, per quanto riguarda il Veneto, in termini proprio di conseguenze per foreste e boschi. E con loro parleremo di questo tema, di questo vento di cui spesso si può aver paura, ma anche di un vento che è necessario e utile per proseguire
per realizzare, diciamo, poi anche le nostre attività e avere l'ambiente in cui noi viviamo. Parto da questo, Marco, e ti chiedo di raccontarci un po' quali sono questi eventi calamitosi che riconduciamo al vento. Spiegaci un attimino quali sono, dal tornado al downburst, eccetera, e poi dopodiché passiamo agli altri ospiti. Allora, intanto grazie per questo invito. Saluto le altre ospiti e tutti gli amici che da casa hanno voglia di ascoltarci in questa piccola chiacchierata che partirà parlando proprio del vento. Ma prima di tutto, se permetti, Cristina, io volevo ricordare la figura di Michael Collins, che è venuto a mancare oggi, un uomo che aveva partecipato allo sbarco sulla Luna nel 1969, nativo di Roma, quindi nativo italiano, un uomo che sulla Luna non aveva mai messo piede, ma che il nostro bellissimo pianeta l'aveva visto da molto molto lontano. Diciamo un esponente di quella scienza che è capace di andare oltre quelli che sembrano dei confini impossibili per l'uomo. E insieme a lui voglio anche ricordare, visto che qui anche Marinella, e l'abbiamo ricordato prima fuori onda, Alberto Polo, sindaco di Dolo, che è mancato qualche mese fa, una persona che è stata per il sottoscritto anche un amico, perché quando ho potuto frequentare la bellissima comunità di Dolo mi ha aperto le porte di casa sua e della sua comunità, ed è una persona che mancherà per come ha saputo servire la sua comunità. Detto questo, andiamo a vedere cosa intendiamo quando parliamo di vento e quando il vento lo colleghiamo ai fenomeni atmosferici di forte intensità. Tra i fenomeni atmosferici estremi ne abbiamo una vastissima gamma, li suddividiamo per lo più in fenomeni a grande scala e a piccola scala, ma poi quando andiamo nello specifico scopriamo che i fenomeni possono essere legati all'eccessiva piovosità, all'eccessiva assenza di pioggia o alle temperature che possono essere troppo elevate o troppo basse. Ricordiamo il recente episodio dell'8 aprile con temperature estremamente basse nel mese di aprile, quando la vegetazione era già avanzata e che hanno provocato anche danni. Il vento è uno di questi fenomeni atmosferici estremi, sia a grande scala che a scala più piccola. Negli ultimi anni, ahimè, abbiamo potuto osservare danni da vento riconducibili sia alla grande scala che alla piccola scala. Abbiamo avuto il tornado di Pianiga, Dolo e Mira, un evento di grande portata, devastante nel punto specifico in cui questo vortice ha interessato il territorio, perché il tornado è un fenomeno a piccolissima scala, è un fenomeno devastante perché produce dei danni enormi, in qualche caso insanabili, ma li produce su aree di territorio estremamente localizzate. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche eventi invece di danni da vento a scala molto più ampia. Parliamo per esempio della tempesta Vaia, che ha danneggiato il patrimonio boschivo del Triveneto, del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e anche di parte delle Alpi estranee alle nostre tre regioni che fanno da triangolo del nord-est. Abbiamo avuto l'acqua alta di Venezia del 12 novembre del 2019, un'acqua alta eccezionale, acqua alte eccezionali che stanno diventando anche queste sempre più frequenti negli ultimi anni. Insomma, è la frequenza che incide fortemente su questi fenomeni, sui fenomeni atmosferici estremi in generale, ma anche sul fenomeno vento. Il fenomeno vento è un fenomeno a cui non siamo molto avvezzi qui in Pianura Padana. La Pianura Padana è un territorio dal punto di vista orografico che fornisce una protezione ideale dal vento. Abbiamo tre lati della nostra pianura che sono circondati da montagne, pertanto il vento fa sempre fatica ad affermarsi sulla nostra pianura. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo avuto un incremento dell'impatto di fenomeni ventosi anche a livello dei danni provocati, per lo più nel semestre estivo. Ma attenzione, perché anche il semestre invernale negli ultimi anni sta mostrando una tendenza ad avere fenomeni ventosi, soprattutto in quota, particolarmente rilevanti. Ecco, il vento, amico e nemico. Direi che i fenomeni atmosferici sono tutti amici se sappiamo come affrontarli, se sappiamo comprendere che sono loro a dire a noi come dobbiamo comportarci e non dobbiamo essere noi a pretendere di essere quelli che comandano anche la loro forza, la loro capacità poi di agire sul territorio. Quindi ecco, con questa piccola carrellata abbiamo introdotto quelli che sono i fenomeni legati al vento. Ma partendo dal passato, andando a quello più antico,
tra virgolette, che ho nominato, che è il tornado di Pianiga, Dolo e Mira, richiamando quel fenomeno lì, richiamiamo un fenomeno particolarmente significativo dal punto di vista del fenomeno tornadico sul nostro territorio. Molti a casa magari ignoreranno che i tornado sono fenomeni che avvengono anche sul territorio veneto, sul territorio in cui tutti noi viviamo. Non ne avvengono con frequenza tale da essere paragonabili alla quantità di tornado che interessa il territorio degli Stati Uniti d'America, il territorio soprattutto del Midwest, dove si colloca la cosiddetta Tornado Alley, il viale dei tornado. Ma anche la pianura padana, soprattutto la pianura veneta, è un territorio favorevole allo sviluppo di tornado anche di forte intensità. E attenzione, non parliamo solamente di tornado di debole intensità, ma anche di tornado di forte intensità. Il Veneto ne ha avuti anche in passato. Nel 1930 la tromba del Montello devastò un'ampia porzione di territorio veneto che va da Bassano del Grappa fino a Selva e Volpago del Montello, producendo più di 20 vittime. Nel 1970 il tornado di Venezia colpì la laguna partendo dai Colli Euganei. Era la sera dell'11 settembre, la stagione estiva era in conclusione, per fortuna. Avessimo avuto i campeggi pieni, non oso pensare a quale sarebbe stato il tributo umano a un tornado simile, che è stato comunque elevato perché sono state più di 30 le vittime, soprattutto a causa di un vaporetto, di una motonave che venne capovolta. Poi nel recente ne abbiamo avuto un altro nel 2009 a Vallà di Riese X. Anche Vallà fu colpita da un tornado di grande intensità, paragonabile per intensità a quello che ha colpito Pianiga, Dolo e Mira, ma in quel caso colpì un territorio meno urbanizzato. Ahimè, il tornado di Pianiga, Dolo e Mira è stato drammatico perché ha interessato un territorio fortemente urbanizzato e l'ha interessato con un percorso di 11,5 km circa, stimati secondo la nostra ricerca fotografica e di perlustrazione sui danni. 11 km e mezzo con una larghezza che andava dai 70-80 metri ai 250-300 metri di ampiezza. Al di fuori di questo corridoio, i danni, e ben se lo ricorda Marinella, erano estremamente limitati, se non nulli. Nulli anche a poche centinaia di metri dal percorso del tornado. Ecco, il tornado è un fenomeno collegato al vento che è estremamente selettivo sul territorio. Colpisce in modo devastante un'area assai ridotta. Purtroppo, e qui poi ce ne parlerà meglio Marinella, devastando le comunità interessate proprio perché produce un danno estremo a parte della popolazione, un'altra parte della popolazione è totalmente indenne. E chi è indenne, che abita a 300 metri, nemmeno si raccapezza di capire come possa essere successo un disastro simile a pochi metri da casa sua, quando magari lui non ha osservato nessun danno. Grazie Marco, intanto per averci introdotto questo importante tema e per averci spiegato insomma le basi da cui parte poi anche l'esperienza drammatica di chi poi vive il tornado. Sì, è vero che dobbiamo essere anche in grado, come dire, di discernere questo parolone rispetto a quanto sono, anche se sono spaventosi o pericolosi determinati eventi, come noi ci dobbiamo, come dire, adattare e vederli insomma in un'ottica appunto di una realizzazione che la natura ha nel suo corso. Evidentemente però sono anche fenomeni che hanno un impatto personale, psicologico, emotivo molto molto forte ed importante. Questo, devo essere sincera, è proprio vero che è difficile da elaborare ed è difficile da dover gestire. Specie appunto per chi li vive in prima persona e per chi si porta poi dietro questo bagaglio, e sicuramente non sarà mai semplice affrontare il tema appunto e pensare al vento come un amico dopo aver vissuto questa esperienza così dura. E per questo motivo ho voluto che Marinella questa sera fosse presente, perché lei appunto l'8 di luglio del 2015 ha vissuto questa esperienza tremenda, che noi ricordiamo dalle immagini che abbiamo visto sui telegiornali, nei giornali, eccetera, e ricordiamo per esempio in maniera abbastanza scenografica in questa immagine di Villa Fini completamente abbattuta, completamente distrutta, dimenticata, spazzata via, no? Però come spesso abbiamo detto e abbiamo anche ascoltato, Villa Fini era una villa
che aveva una storia ed era costruita in un'altra epoca, non di certo quella del cemento armato. Eppure questo tornado ha provocato delle conseguenze ad abitazioni e a strutture che erano ben più resistenti rispetto alla Villa Fini, che noi abbiamo visto e ci ha tanto scosso vedere completamente a terra. Per cui un tornado F4 che ha fatto davvero paura, e la misura per quanto ci riguarda, mi insegnavi tu quando sei venuto in Consiglio regionale, Marco, a parlare di questa, della necessità di fare evolvere la scienza e la conoscenza della meteorologia, in particolar modo in questo ambito. Dicevi appunto che era necessario andare a rimodulare questa scala, no, della misurazione della potenza di un tornado, non tanto alla scala americana che utilizza altri parametri, quanto a quella, a una italiana che vede case appunto di cemento armato e abitazioni, capannoni di cemento armato completamente rovinati, abbattuti o sventrati da un tornado di questa intensità. Quindi alla luce di questo è evidente che il tornado di Pianiga, Mira e Dolo è stato un tornado che ha fatto davvero del male, fisicamente e personalmente, con un morto, con, adesso se non ricordo male erano circa 90 feriti, se non sbaglio. Sì, 90 sì, un centinaio di perso- feriti. un centinaio di persone che sono rimaste ferite, 500 case danneggiate, 90 completamente distrutte e 400 persone sfollate. Di fronte a questo i numeri sono davvero drammatici, se pensiamo appunto a quella lunghezza che dicevi tu prima, cioè una manciata di chilometri. E alla luce di questo ho desiderato che appunto Marinella fosse presente, perché io ho potuto ascoltare dalle vostre voci ancora qualche anno fa la vostra esperienza, e vorrei chiederti che cosa è significato per te vivere quei momenti, che se questo tornado ce lo si aspettava in qualche maniera, nel senso come vi siete resi conto che eravate a rischio per questo tornado, se in quel momento ve ne siete resi conto, e poi dopo cosa è successo appunto nei momenti appena successivi. No, Marinella, non ti sentiamo purtroppo. Ecco, adesso sì, forse. Sì, Sì. esatto. Ok, allora io ero in casa, eravamo in casa io e mio marito e l'abbiamo visto arrivare da Dolo e io personalmente non me ne rendevo conto, mi sembrava di essere dentro a un film americano. Vedere questo cono nero che arrivava, vorticoso, e con dentro delle cose nere che giravano, sembravano degli animali, degli uccelli, ma non erano uccelli, erano oggetti che lui aveva raccolto. E a circa 300-400 metri da casa noi abbiamo un traliccio dell'alta tensione, l'ha piegato in due. In quel momento là si è spostato di pochi millimetri e quindi non ci ha preso in pieno, ci ha preso praticamente lateralmente. Quando ce lo siamo visto arrivare, siamo scappati, siamo entrati nel centro della casa, quindi ci siamo allontanati dalla finestra. E in quel momento la casa si è mossa, si è scossa, è successo, è una frazione di secondo, proprio una cosa velocissima. Dopodiché basta, silenzio assoluto, abbiamo aperto la porta e c'era il silenzio assoluto, perché era passato e non è rimasto più nulla. La casa davanti a me gli aveva alzato il tetto, era in cemento armato, gli ha alzato il tetto, gliel'ha buttato giù, spostato di 15 centimetri. La casa dopo ha portato via completamente il primo piano. La casa davanti c'era una signora con 4 bambini, grazie a Dio si era chiusa in bagno, perché la camera dove stavano giocando esattamente 3 minuti prima è stata svuotata. E la cosa che mi è rimasto dentro, che ho sempre detto, che quella lì non riesco a dimenticarla, a parte il sto cono nero, è stato il silenzio, un silenzio che penso che non sentirò più, perché proprio
non c'era nessun rumore, non c'era nessun animale che faceva un silenzio. E poi ci siamo accorti di quello che era successo. Ci siamo dati una mano, le persone che non sono state colpite, come giustamente diceva Marco, a 200-300 metri da casa mia, che non avevano nulla, che non hanno avuto nessun danno, sono corse là, ci hanno dato la disponibilità per la casa, per questo, e dopo ci siamo reso conto di quello che in realtà era successo nelle altre parti. I primi momenti sono stati, ma io personalmente non me ne sono resa conto, non mi sono reso conto del danno, del pericolo. Cioè, io ringrazio mio marito perché io sinceramente sarei uscita, invece lui mi ha preso, mi ha tirato dentro a casa, perché in quel momento là non puoi uscire, non devi assolutamente uscire. Anche quando ho visto certi filmati di automobilisti che hanno rincorso il tornado. No, ragazzi, no. Quando io personalmente, anche adesso, se vedo un cono di nuvole, un qualcosa che mi fa star male, se esco da casa, rientro, non ho coraggio. Se mi dovesse succedere una cosa del genere, la prima cosa che faccio è suonare il campanello e chiedere che qualcuno mi ospiti a casa sua, non stare fuori, perché stare fuori vuol dire perdere la vita. Cosa vi devo dire? Dopo abbiamo avuto tanta solidarietà, tante persone che ci sono state vicine, tante persone del paese, dei paesi vicini, delle comunità, associazioni, tutti si sono dati molto molto da fare. Anche un po', vabbè, la politica lasciamola stare, parliamo delle persone, che forse è molto molto meglio. Ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo raccolto le pietre, abbiamo spostato i rami, abbiamo tagliato gli alberi e abbiamo sistemato. Adesso, a distanza di 6 anni, possiamo dire che quasi tutto è stato ricostruito, a parte Villa Fini, che quella è un'opera un po' impossibile, però le nostre case, le case private, sono quasi tutte ricostruite. Penso comunque che sia rimasto un segno, quel cono nero ci ha segnati. Adesso faccio una battuta: il mio gatto purtroppo è stato colpito fuori, poi è riuscito a scappare, però ancora adesso, se sente il vento, qualsiasi tipo di vento, lui scappa e si nasconde sotto il letto. Non penso che lo dimenticheremo mai. Speriamo tanto che non ritorni, però non sappiamo cosa dire. Grazie intanto Marinella, ci hai fatto davvero un po' vivere quei momenti con te. È molto dura e ti ringrazio di questa condivisione davvero. E una cosa tu hai detto molto importante: bisogna sapere che cosa fare, bisogna avere anche un po' di coscienza per riuscire in quei momenti a riacquistare una freddezza che ti consente di reagire. E per questo ti ringrazio molto. Credo che in questo caso il dialogo con la parte, diciamo, politica o l'istituzione di ogni forma e genere possa almeno partire da questo, dalla necessità di informare e di fare conoscenza, di divulgare. E questo è un tema centrale, al di là poi di tutti i passaggi sulla ricostruzione che stasera non voglio affrontare con te, perché non è il tema della serata, anche se so che appunto avete davvero passato davvero di tutto. Sì, dobbiamo cercare bisogna far sapere dobbiamo far sapere alla gente cosa fare in questi casi, come comportarsi, perché proprio come muoverti è difficile. Scusami Marinella, che si è sconnesso un attimino il video, puoi ripetere? No, l'importante è sapere cosa fare. Quando c'è un terremoto, tutti quanti cerchiamo di uscire, ok? Il più velocemente possibile. In questo caso qua non dobbiamo uscire. Però se non lo sappiamo, le persone, d'istinto cerchi di scappare perché hai paura, e invece no.
non devi scappare, devi cercare un posto chiuso dentro casa. E questa cosa deve essere divulgata, bisogna dirlo. È come quando c'è l'acqua alta, quando c'è gli allagamenti, certe persone che perdono la vita nei sottopassi, adesso faccio un esempio, perché forse con superficialità fanno certe cose, quindi è la superficialità che molte volte ci costa la vita e ci arrivano i morti, capito? La politica, le istituzioni devono far capire, soprattutto ai giovani, perché sono quelli che andranno avanti e avranno più problemi di noi, cosa devono fare, come si devono comportare. Infatti io quando parlo, lo dico a tutti, se vi dovesse succedere una cosa del genere, non ve lo auguro a nessuno, non uscite, ma chiudetevi in una stanza dove non ci sono finestre. E allora, intanto davvero ti ringrazio Marinella, perché è un dono grande quello che ci stai facendo, e a questo punto chiedo a Marco, tu che fai il divulgatore e giri per le scuole e giri anche per le diverse associazioni e gruppi anche di persone non più giovani che si dedicano e vogliono conoscere questo tema della meteorologia, che cosa gli racconti quando gli dici come si devono comportare, non soltanto quando c'è un tornado, quando si vede e ci si rende conto che si è a questo livello di rischio, ma anche semplicemente con un vento più forte, quando molto spesso se ne sentono, insomma, di persone che magari si mettono in pericolo, per cui raccontaci bene tu come ci dobbiamo comportare. E il microfono, Marco. Penso che dovrei portare con me Marinella a fare i miei incontri divulgativi, perché ha spiegato alla perfezione come bisogna comportarsi di fronte a questi fenomeni. Il primo provvedimento da prendere è cercare di non essere all'aperto quando un fenomeno atmosferico estremo interessa il nostro territorio, qualunque sia il fenomeno atmosferico estremo. Stare all'aperto, siamo più predisposti e anche più vulnerabili ad eventuali rischi per la nostra incolumità o per l'incolumità dei nostri beni. Non solamente quando si tratta di un vento legato a un fenomeno estremo come può essere un tornado, ma anche quando il vento, appunto, come sottolineavi tu, aumenta di intensità e arriva all'intensità tale magari da sollevare anche dei piccoli detriti che possono risultare poi dei proiettili in caso di impatto con le persone. Ma non è solo il vento uno dei fenomeni atmosferici da cui occorre proteggersi durante un fenomeno atmosferico estremo. Quando la tempesta Vaia ha interessato il nostro territorio, ha prodotto anche dei rischi alluvionali, quindi non avevamo solamente il fenomeno vento che poi abbiamo visto ha colpito in maniera molto importante le zone montane, meno le zone pianeggianti. Nelle zone pianeggianti avevamo un problema notevole con intense precipitazioni che stavano cadendo a ridosso della fascia pedemontana, sui rilievi che andavano a gonfiare i nostri corsi d'acqua. Avevamo da poco smaltito tutta quella che è stata la tragedia dell'alluvione del 2010. Erano passati solamente 8 anni e 8 anni dopo abbiamo avuto un evento molto simile dal punto di vista anche della pioggia caduta. C'è da dire che probabilmente qualcosa di buono si è fatto a livello preventivo, altrimenti la tempesta Vaia avrebbe prodotto danni maggiori anche dal punto di vista alluvionale. E aggiungo una cosa che introduce anche l'altro fenomeno di cui parlo più tardi. La tempesta Vaia rientra in quel tipo di fenomeni atmosferici a grande scala che tendono ad essere un po' più frequenti negli ultimi anni perché stanno aumentando quelli che sono gli scambi meridiani. Cosa intendiamo in meteorologia per scambi meridiani? Intendiamo che se in passato le perturbazioni che portavano le benefiche piogge autunnali o primaverili sul nostro territorio provenivano dall'Atlantico, adesso sempre di più tendono a percorrere una strada diversa, arrivano addirittura dall'Artico, arrivano dall'Atlantico settentrionale, quindi il rimescolamento delle masse d'aria in gioco è molto più ampio, abbiamo un gradiente più ampio, abbiamo aria più fredda che entra in settori occupati da aria mediamente più calda ed ecco che il contrasto diciamo che accentua questa tipologia di fenomeni. Vaia e l'acqua alta eccezionale di Venezia del 12 novembre 2009 hanno molte analogie. È stata una fortuna, ma veramente una fortuna da baciarsi le manine, che Vaia, nel momento in cui ha prodotto la massima intensità del vento, non è andata in fase con la marea astronomica. Altrimenti Venezia si cuccava una marea superiore ai 2 metri.
non i 187 del 12 novembre del 2019 che abbiamo visto quale devastazione hanno portato su Venezia. La tempesta Vaia poteva produrre una marea ben peggiore. Abbiamo avuto il caso ha voluto che non fosse in sormonto alla marea astronomica. Ci ha aiutato la differenza di poche ore di differenza. Quindi ecco, il vento è diventato un fenomeno impattante anche a livello di maree eccezionali, perché se la marea eccezionale del 12 novembre del 2018 ha avuto sì una componente astronomica, ha avuto sì una componente meteorologica, ma ha avuto anche il vento che ha fatto il resto. Il vento che soffiava a 100 e passa chilometri orari sull'Alto Adriatico non ha fatto altro che aumentare quel sovralzo. E ci troviamo con la città di Venezia, città più bella del mondo, che è anche un simbolo del cambiamento climatico e della nostra vulnerabilità al cambiamento climatico. In passato ho fatto una conferenza parlando di cambiamenti climatici e uno dei partecipanti ha detto: ma perché non fare di Venezia la città simbolo della lotta al cambiamento climatico? Perché non istituire proprio a Venezia un centro di studio sul cambiamento climatico? Ce l'abbiamo qui, la città più bella del mondo è una città fragile, fragilissima, che merita di diventare un simbolo della lotta al cambiamento climatico. E siamo in tempo per farlo, ma non abbiamo tempo all'infinito. Non abbiamo tempo all'infinito. Io quando vado a parlare con i giovani, e ti ringrazio Cristina che hai fatto riferimento a queste attività, che mi rendono molto orgoglioso di riuscire a parlare con ragazzi su cui poi poggeranno le responsabilità del futuro. Io quando vado a parlare con loro mi sento anche un po', non so come dire, no? Un po' disarmato, perché vado a parlare di loro, di un problema che forse loro non avranno tempo di intervenire per risolverlo. Io spero non sia troppo tardi, spero che la nostra generazione sappia perlomeno rallentare, perlomeno darci del tempo in più. Lo spero vivamente. Lo spero vivamente perché abbiamo il dovere anche morale di lasciare qualcosa a chi arriva dopo di noi, qualcosa su cui vivere come abbiamo vissuto noi, apprezzando il territorio come l'abbiamo apprezzato noi. Però per farlo dobbiamo dare loro degli strumenti e gli strumenti si danno attraverso la conoscenza. Allora dobbiamo in ogni dove combattere tutte le fake news, combattere la disinformazione, cercare di combatterla con la buona informazione. Alla fin fine abbiamo visto che non serve nemmeno tanto deridere chi nega o deridere chi scrive cose sbagliate, non serve a niente deridere, bisogna controbattere con la buona informazione, bisogna portare le persone a seguire la buona informazione. E la buona informazione non si fa mai gridando, si fa con tanta pazienza, ce ne vuole tantissima perché per fare cultura ci vuole tempo e di tempo ne abbiamo sempre meno. Dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo andare a tutti i livelli a fare informazione in maniera seria. I fenomeni dobbiamo chiamare con il loro nome, non possiamo essere superficiali su materie delicate come queste. Grazie Marco di questo excursus che ci ha dato l'app per parlare invece dell'evento che è successo proprio 3 anni dopo, dal 26 al 30 di ottobre del 2018. Vaia, lo conosciamo tutti perché abbiamo visto gli effetti drammatici nei nostri boschi, nelle nostre foreste del Veneto, poi del Trentino e anche di altri territori, dalla Lombardia al Friuli, ma appunto questo è accaduto semplicemente il 29 di ottobre. Nei giorni precedenti abbiamo registrato in pochi giorni addirittura 700-800 mm di pioggia in località che queste quantità non le avevano mai viste e nemmeno penso in tutto il Veneto avevamo mai visto un quantitativo così importante di precipitazioni, che appunto ha causato gli eventi che hai ben descritto tu. E mi ricordo proprio che era il lunedì, non so se era proprio il 29 il lunedì, quel lunedì, ecco, a Venezia l'acqua ha cominciato a salire e era, diciamo, un preludio dell'acqua granda poi avvenuta qualche settimana successiva. Insomma, il 29 di ottobre, però, le raffiche hanno raggiunto nel tardo pomeriggio, verso sera, anche quasi 200 km orari, dicono di aver registrato, se non 217 invece su Passo Rolle, appunto un po' più a nord. Aspetta che non ti sento, Marco. 217 a Passarolle. Ecco,
Esatto, sì, leggevo infatti nei giorni successivi questo dato che era davvero terrificante. Dicevano al pari dell'Everest, ecco, era come stare nelle tormente sull'Everest. E queste raffiche hanno colpito nel territorio veneto in particolar modo l'Altopiano, la Valdassa e appunto Piana Marcesina, la Gordino e la Val Visdende, scusatemi. E in questo frangente abbiamo visto appunto noi nei giorni successivi le conseguenze. Ma chi c'è stato all'interno di questa vaia, come l'ha vissuta? Si rendeva conto, cioè, ci si rendeva conto di ciò verso cui si andava incontro in quei minuti in cui si è sentita questa serie di raffiche così importanti e imponenti? Ed è per questo motivo che ho invitato Beppa. Beppa, spero che tu riesca a prendere magari un po' più di internet, se ce la fai a riaprire la cam molto volentieri, se no nessun Preferisco di problema, ti no ascoltiamo. perché Perfetto, allora sono ti al ascoltiamo. cellulare, Allora ti capito? ascoltiamo con piacere, anzi, appunto dall'altopiano ti ringrazio di questo tempo che ci stai dedicando e allo stesso tempo ti domando, c'è una frase che tu mi hai detto quando qualche settimana dopo ci siamo viste proprio in altopiano per vedere come già cominciavano a vedersi le conseguenze degli alberi che cominciavano a marcire per terra, che cominciavano ad avere i primi segni appunto di questa grande caduta, ma in quell'occasione mi hai raccontato delle tue sensazioni durante quella serata e di quella sensazione quasi quasi che il vento ti portasse via il tetto. Quindi ti chiedo di raccontare un attimino di quei momenti e appunto poi della parte successiva, delle ore successive in cui vi siete e ti sei resa conto di che cosa era capitato nel tuo bell'altopiano. Allora direi che c'è un rimbombo? O mi sentite bene? Ti sentiamo abbastanza bene. Allora, diciamo che sono stati i 2 giorni precedenti quelli che mi hanno, diciamo, spaventato con quelle piogge fortissime, mai viste, hai appunto detto quanti millimetri sono caduti. Queste 2 giornate grigie, terribili, che non avevo neanche mai avuto modo di vivere, mi hanno in qualche maniera preparato, no? A qualcosa di più grande. Quindi quella notte, quando è iniziato, alla sera diciamo, è iniziato a soffiare questo vento terribile, io ero a letto, mi pare il posto più sicuro dove stare. E era mancata la luce, mancava la linea telefonica, si era completamente isolati, diciamo. E quindi ero con una torcia accesa che cercavo di leggere per così sopravvivere a questa sensazione angosciosa di un qualcosa di sconosciuto che non avevo mai provato. E quindi ero distesa sul letto. Premetto che la mia è una casa vecchia, con i muri grossi, di legno ancora, che ha sulle spalle un bombardamento della Prima Guerra Mondiale ed è stata rifatta. Ha sulle spalle una rappresaglia dei tedeschi che mi hanno bruciato la casa per un'uccisione di un paio di soldati da parte dei partigiani. E poi ha preso anche questa botta qui, diciamo, perché non mi ero resa conto che in realtà il mio tetto era a rischio, ok? E io sentivo proprio il corpo che mi veniva, come posso dire, veniva attratto verso il tetto, come se fosse risucchiato. Non so spiegarti meglio la sensazione, ma mi pareva di levitare sul letto
e di essere attratta verso, verso il tetto proprio, perché vivo in mansarda e quindi ho il tetto proprio sopra la testa. E quindi avevo questa sensazione ogni tanto di venire sollevata. Chiaramente non posso spiegarti le sensazioni perché forse anche le ho volute dimenticare, se vogliamo, no? Perché mi hanno creato un grande terrore. Quindi ho passato tutta la notte in bianco finché questa ondata finalmente, e io tra l'altro abito in statale per Trento, quindi da casa mia ad arrivare ai punti prima diciamo intorno al termine è un attimo, quindi proprio il vento mi è passato insinuandosi sulla mia via, sopra il mio tetto e vabbè, che dirti. Se ho avuto dei danni, sì, diciamo di sì, anche se è impercettibile, perché questa casa evidentemente ha scelto e ha deciso di resistere per la terza volta, no? Però passato un mese, per esempio, che si sono asciugati bene i muri, eccetera, eccetera, io ho notato che tutte le cornici, i bordi, mansardati in legno, la parte anche in muratura, praticamente mi mostra 1 centimetro di stacco da dove era posizionata prima. Quindi questo, se vogliamo, è l'unico danno che ho avuto, che me lo sono anche tenuto, non è che ho fatto qualcosa, in realtà non si può fare niente. Ecco, e quindi a me è rimasto questo un piccolo marchio di questo centimetro di tetto sollevato. Se ti devo dire, anch'io, come diceva prima la signora Marinella, cessato il vento, che era un urlo per tutte quelle ore, un urlo, sembrava, non so, una sirena che suonava. Il silenzio, quindi dopo improvvisamente il silenzio, perché buio, nessun contatto, nessuna macchina che passava, non si sapeva niente, non avevi notizie di niente. Solamente quando poi hanno riallacciato la luce, eccetera, ho potuto vedere in TV quello che era successo a casa mia, diciamo, in poche parole. E quindi la prima cosa che ho fatto è stato avvicinarmi il più possibile con la macchina, anche se poi era sbarrata la strada, perché erano già arrivati i soccorsi, la protezione civile, i pompieri, eccetera. Sono andata proprio in direzione del termine dove sono iniziati, c'eravamo anche stati insieme, se ti ricordi, i danni, per poter iniziare a fotografare. Quindi un pezzo me lo sono fatto a piedi, un po' così di nascosto, per andare a vedere di persona che cosa era accaduto. Ecco, quindi poi sono iniziate ad esserci le riprese da elicottero, da drone, eccetera, eccetera, e ho visto, standomene in divano dalla TV, ho visto che cosa era capitato al mio territorio. Grazie intanto Beppa. Allora Marco, in queste occasioni la tensione è tanta, può capitare di notte e di giorno, uno appunto in questi casi l'obiettivo che deve avere è quello di mettersi in un posto sicuro, che a questo punto appunto abbiamo capito essere una stanza, come diceva bene Marinella prima, una stanza senza finestre. Noi siamo abituati magari a vedere i film americani in cui vanno in cantina. Probabilmente, ecco, di fronte a questo l'importante è trovare un posto al chiuso e appunto cercare anche di non muoversi nel momento in cui c'è una previsione di giornate particolarmente sottoposte a maltempo, vento e allerta meteo.
siccome appunto ARPA regionale questi dati ce li dà in qualche maniera, ecco, provare a evitare di muoverci in quei frangenti ed essere cauti negli spostamenti e scegliere magari di non fare, di rimandare determinate cose che si possono rimandare, ecco, probabilmente quelle sono scelte qualitative che un po' tutti dobbiamo prendere in considerazione, anche se capisco che siano alle volte un po' fastidiose, però come diceva Marinella prima, molto spesso per superficialità si fanno delle scelte che poi magari costano molto caro, anche possono costare la vita. Beppa ci raccontava delle conseguenze dopo anche il Vaia e della distruzione che ha potuto osservare nei giorni successivi e che ancora oggi possiamo osservare andando nei territori che sono stati colpiti e dove ancora appunto molto non si è fatto per riportare, come dire, per cercare perlomeno di far ripartire insomma anche i nostri boschi e le nostre foreste. In alcuni territori sì, in altri meno, ci sono delle criticità da un punto di vista tecnico, oggi non le affrontiamo da questo punto di vista, ma vorrei chiedervi, quindi Marinella, e chiedere anche a te Beppa, dato che anche poi entrambe avete questa grande passione per la montagna, mi avevi raccontato anche te Marinella della tua lunga esperienza anche di vita anche nel territorio bellunese, per cui anche te hai vissuto in maniera indiretta poi dopo questo effetto negativo su gli alberi e i boschi della terra che tu conosci, del bellunese, al pari di del tuo territorio. A entrambe voglio chiedere una cosa, semplicemente. Che cosa secondo voi avete osservato che siamo riusciti come cittadini veneti e come magari anche come istituzione ad imparare da questi eventi, e su che cosa invece ancora dobbiamo far tanto lavoro? Una domanda che, sì, lo so, è anche un po' provocazione, è vero, però in realtà dobbiamo essere coscienti che questi eventi ci colpiscono molto e dobbiamo essere in grado di fare in modo di far fiorire qualcosa poi da questi eventi che ci colpiscono in maniera positiva. Nel senso, far fiorire qualcosa di positivo da eventi così drammatici, così duri. E quindi, dato che appunto sono stati eventi che avrebbero potuto e potrebbero portare, come dire, anche a un'epifania nuova, diciamo, una nuova rinascita di coscienza, di conoscenza rispetto alla sicurezza, alla prevenzione, all'ambiente, alla tutela ambientale, a tutte quelle azioni di prevenzione per cercare di combattere gli effetti negativi che il vento e gli eventi appunto estremi possono portare. Vi chiedo, secondo voi, questi eventi che avete vissuto hanno portato un cambiamento oppure c'è ancora molto da imparare, c'è ancora molto da comprendere e da fare? Allora, secondo me, per quello che riguarda il tornado, sono delle cose troppo grandi per noi. Ci deve essere una coscienza mondiale per poter risolvere questi problemi che forse neanche non si risolvono. Dobbiamo solo prepararci ad affrontarle, aiutandoci anche alle istituzioni, prepararsi per affrontare quello che succede quando arrivano questi eventi. Per quanto riguarda Vaia, lì è un discorso un po' diverso, perché mentre le nostre case le abbiamo ricostruite, i mattoni li abbiamo trovati, le finestre le abbiamo trovate, la montagna non si ricostruisce nell'arco di 1 anno, 2 anni. E vedere la Val di Zende sconvolta come l'ho vista l'anno scorso mi ha lasciato veramente male. La nostra zona, io frequento da 40 anni il Cadore, vedere i boschi distrutti, vedere che tu non riconosci più il bosco in cui tu eri abituata ad andare a funghi, a fare la passeggiata, non lo riconosci più, non ci sono più gli alberi e l'albero non ricresce in 1 mese, in 1 anno e non riescono neanche a tenere, cioè anche l'uomo è impotente di fronte a questi disastri, perché non riesce. Pulisco il mio giardino l'ho ripulito in 2 giorni, ma in bosco non lo ripulisco in 2 giorni.
Un bosco ci vuole tanto lavoro e tanta voglia di fare e dopo ci vuole la volontà sia personale, sia della comunità montana, della politica che dia una mano a queste persone a fare un qualcosa, a tenere sulla montagna. Perché la montagna, io parlo del Cadore perché lo conosco e lo vedo, cioè la montagna ha bisogno di essere aiutata, la montagna deve essere salvaguardata a prescindere, ok? Questo il danno di Vaia, non so, forse mia nipote, che adesso ha 4 anni, può darsi che quando avrà la mia età vedrà i boschi ricresciuti, quei boschi che... È brutto a dirsi, però le montagne sembra che siano andate dal parrucchiere e si sono fatti fare le rasature a strisce come fanno stati i ragazzi. Cioè è una cosa impressionante da vedere e ti toglie veramente, ti fa male perché la montagna deve essere salvaguardata soprattutto. Grazie mille. Beppa, ti chiedo a te, secondo te appunto questo evento ha scosso positivamente, nel senso che ha sortito poi effetti in una reazione da parte dei cittadini, una consapevolezza rispetto alla gravità, ma anche alla preziosità del bene che abbiamo, quello dei nostri boschi e delle nostre foreste. E ti chiedo questo perché appunto poi c'è tutto un tema dietro a questo evento, che è appunto la coscienza della cura e della manutenzione e della garanzia, insomma, della continuità del bosco. E in questo senso voglio chiederti se dalla tua esperienza da cittadina dell'Altopiano hai visto una maggiore coscienza su questo tema oppure no. Oppure no. Basterebbero parole. Allora, io ti dico che come Lega Ambientalina, ma anche ambientalista, senza titoli, diciamo, erano già anni che monitoravo e avevo fatto un reportage fotografico e non solo, dello stato dei boschi pre-Vaia. E quindi le mancanze, le problematiche che poi Vaia ha decuplicato al massimo, c'erano già, perché erano 20-30 anni che non si faceva più manutenzione ai boschi come una volta. Diciamo che coincide con il periodo in cui sono iniziati ad utilizzare mezzi molto invasivi per fare il taglio, no? Tipo i Forlander, eccetera. Finché si faceva il taglio a mano, o ancora precedentemente, figurati, senza neanche le motoseghe, per dire, e il bosco veniva veramente curato in un modo perfetto, anche perché all'abitante era consentito utilizzare il legno che cadeva, andare a tagliarselo, eccetera, no? Di conseguenza, Baia è stata facilitata per colpa della cattiva manutenzione dei boschi. E tra le varie cose metto pure anche la densità degli alberi, perché curare i boschi vuol dire anche al limite tagliare le piante in eccesso o quelle che ne sono già colpite o piccoline che nascono attorno a un fusto grande, cioè lasciare dello spazio tra una pianta e l'altra. Con ogni probabilità, se si fosse fatto questo, il danno non sarebbe stato altrettanto grande. Tant'è che infatti le piante sono cadute a domino. Ok? E questa è una cosa. La seconda osservazione che mi sento di fare, mi sento in dovere di fare, è questa. Dopo la prima guerra mondiale, dove le piante erano il bosco naturale, chiamiamolo bosco naturale, come era 100 anni fa,
più di 100 anni fa. Era andato distrutto completamente, non solo dai bombardamenti, ma anche perché il legname è servito per le fortificazioni, le trincee, per le stesse truppe per potersi scaldare, cucinare, eccetera, eccetera. Quindi nel 1918 praticamente non c'era più su neanche una pianta in altopiano. Quindi quando si sono messi a tavolino nel dopoguerra pensando che cosa dobbiamo fare adesso per fare ripartire velocemente il bosco per avere materiale da costruzione prima di tutto, e poi insomma anche rivedere i boschi che sono nel nostro DNA. Ecco. Cosa hanno fatto? La scelta che hanno fatto è stata la monocultura dell'abete rosso. E questo è il secondo motivo per cui è accaduto Vaia, perché io vado a boschi tutti i giorni e non c'è un larice a terra, non c'è un faggio a terra, va bene? Perché sono piante che si sanno piegare, quindi mi piego ma non mi spezzo, mentre l'abete rosso, che già di per sé ha una struttura che è assurda, cioè fusto altissimo e radici piccolissime in confronto, non hanno alcuna aderenza al terreno, tant'è che per la maggior parte sono stati sradicati dal vento. Pochissimi sono spaccati a metà, per dire, la maggior parte sradicati. E da lì tu prendi il metro e fai base per altezza e ti chiedi come quella pianta potesse stare in piedi prima del vento. Okay? Sì, io potrei farti ancora qualche osservazione se magari la ritenete interessante, che sono le cose che io ho notato, no? Intanto fosse stata nelle mie corde la prima cosa, oltre che sgomberare i fusti caduti sulle strade principali o secondarie, ed era ovvio, bisognava toglierli, no? Però avessi potuto scegliere io, avrei tagliato le piante scosse. Perché sono venute giù adesso con la neve, con la nevicata che mancava da anni, le piante che erano già state scosse sono venute giù adesso, quindi ho dovuto fare un ulteriore taglio. Poi, se devo dire, qui non so se derivino i fatti da decisioni regionali, locali, da comune a comune, come tendono sempre a prendere le decisioni le amministrazioni del mio territorio, e quindi ognuno è andato per conto suo, in poche parole. Avrei agito con più tempestività, per un motivo molto semplice, e lo metto come terzo motivo di gravità, perché prima si tiravano sulle piante, prima si evitava l'invasione del bostrico, ok? Che adesso io ti ho mandato in questi giorni, spero che tu l'abbia visto, un reportage fotografico con dentro tutti i discorsi che ti sto facendo. Come quarta cosa metterei il fatto della pochissima, se non nulla, opera di raccolta dei residui boschivi. Cioè, hanno deciso che era più importante, diciamo, anche speculare o cercare di guadagnare qualcosa vendendo il legname da opera, quello che era ancora, diciamo, sano, bello, soprattutto non ferito come tronco, diciamo, e preoccuparsi di vendere quello. E quindi qua sono passati mezzi di tutte le nazioni del nord Europa, penso, a fare questa prima parte del lavoro. Ma la seconda parte del lavoro, che è quella di ripulire
il terreno, i boschi, gli ex boschi, pardon, da tutto quello che è rimasto a terra e iniziare a pensare, diciamo, a un progetto di ristrutturazione anche della sentieristica e delle strade. Cioè io lo vedo come un'opera quasi, una mission impossible, perché secondo me niente tornerà come prima. Come diceva la signora Marinella, forse sua nipote di 4 anni potrà vedere i boschi come dovrebbero essere. Allora, io certamente non ci sarò più, però spero almeno che abbiano i decisori sul territorio, abbiano il buon senso di fare una ripiantumazione di bosco misto. Punto. Non ho altro da dire per il momento. Grazie davvero Beppa. Guardate, stavo nel frattempo scorrendo anche qualche messaggio, perché sono stati molte le persone che ci hanno condiviso anche intanto non soltanto un saluto, per cui Lucia, che anche saluta in particolar modo anche Marco, Greta, Fausto che appunto dava un messaggio di condivisione, insomma, del pensiero di Marco ancora dall'inizio. C'è Bruno per esempio che ci ricorda anche il tornado di Verona del 24 agosto 2020 che ha battuto circa 500 alberi in città. In quel caso Marco era proprio un tornado vero e proprio oppure no, dopo ti lascio la parola perché c'è un altro punto che vorrei ricordare, perché è un evento che ha colpito anche me personalmente e la mia famiglia, che appunto è stato il downburst del 29 di agosto dello scorso anno. E Angela lo ricorda perché sicuramente il suo territorio, quello di Arzignano fino a Trissino, è stato duramente colpito con aziende e case distrutte e scoperchiate. Dall'altra parte, anche dall'altra parte del confine, per cui nella parte veronese, tutta la zona della Val d'Alpone ha vissuto proprio questo dramma appunto di questo downburst, che poi ha provocato anche dei danni notevoli all'agricoltura stessa, per cui ricordo anche questo settore che è il primo a pagare le conseguenze dell'emergenza climatica ed è il primo a pagare le conseguenze di questi eventi calamitosi ed eventi avversi e estremi. E quindi Marco, in ultima battuta io ti faccio questa domanda, anzi ringrazio anche Matteo dei suoi commenti che testimoniano anche la sua grande coscienza rispetto al tema, Mariano che saluta e ringrazia Marinella per la condivisione e Renzo che ci ricorda che appunto anche perché il terreno era fradicio, che gli alberi poi dopo anche a casa del Vaia poi sono caduti, quindi una compromissione non soltanto dovuta dal vento ma anche delle condizioni appunto di quella pioggia di cui parlavamo prima. E grazie intanto Renzo. E voglio chiederti Marco, e così vado a conclusione di questa serata, sono le 10, però la conclusione la vorrei fare appunto chiedendoti tanto questi due dati su questi due eventi di cui hanno parlato i nostri amici però vorrei concludere con una nota positiva. Vorrei chiederti invece quando il vento è amico e quanto siamo noi a rendere magari anche il vento in alcune particolari condizioni pericoloso, e quindi non è lui il nemico ma siamo noi stessi a renderlo tale. E ti chiedo anche inoltre se hai delle indicazioni su applicazioni o siti e strumenti che possiamo utilizzare, digitali e non, che appunto possiamo utilizzare per riuscire a essere coscienti e ad approfondire sempre di più questi temi. Per cui ti lascio insomma questa parte più serena sicuramente, per cercare di lasciare anche un'impronta positiva della funzione di questo evento e anche di dove appunto noi possiamo rimanere più informati e tenerci aggiornati rispetto anche alla meteorologia. Grazie. Allora, io parto dai messaggi che hai riferito relativi alle persone che ci stanno seguendo da casa. Nell'agosto del 2020 l'episodio di fine mese che è interessato a cavallo tra il Veronese e il Vicentino, i danni maggiori sono ascrivibili a dei downburst, in particolare quello che ha interessato Montecchia e poi successivamente Arzignano e anche Trissino, ha danneggiato numerosi capannoni industriali, anche qualche abitazione.
Si è trattato di un vento discendente dal cuore del temporale, sono fenomeni meno conosciuti rispetto ai tornado, non perché siano meno frequenti, anzi sono più frequenti, ma spesso l'opinione pubblica tende a fare tutto un minestrone e quando ci sono dei danni da vento, in automatico diventa una tromba d'aria. In realtà per avere una tromba d'aria occorre che ci sia una circolazione del vento e di conseguenza anche una forza di aspirazione verso l'alto. Il downburst raramente, anzi quasi mai, riesce a togliere il tetto da un'abitazione. Produce dei danni anche sulle coperture, produce il sollevamento di lastre di copertura, ma il tetto di un'abitazione ben costruita con un downburst non se ne va via, mentre con il tornado il tetto viene sollevato. Il downburst insomma, che è andiamo un a vento scoprire quando i lavori sono fatti bene Prego. oppure no, insomma. Così andiamo a scoprire quando i lavori sono Esattamente, fatti purtroppo, purtroppo sì. E, oltretutto il downburst ha delle similitudini con il vento lineare che ha interessato l'altopiano di Asiago con la tempesta Vaia. Beppa descriveva bene prima quando parlava del fatto che non ha avuto particolari danni sull'abitazione. Sulle zone montane interessate da Vaia, i danni sulle abitazioni sono stati pochi, relativamente pochi se pensiamo a quanti alberi sono andati giù, perché non vi è quella componente di aspirazione verso l'alto nel vento lineare. E il vento lineare caratterizza sia i downburst che effetti ventosi ampi, come invece sono stati quelli ascrivibili alle tempesta Vaia. Io poi ho preso un riferimento di un altro downburst importante, che poi magari gli amici da casa, se riescono a ricordarlo, è quello del 10 agosto del 2017, che ha colpito l'isola di Albarella e poi Cavallino, producendo numerosi danni e anche molti feriti, perché in quel caso in pineta c'erano tante persone. Anche lì dobbiamo andare a fare dell'informazione corretta. Quando ci troviamo tranquilli a passare le nostre vacanze in riva al mare, in una pineta, magari con la tenda, magari con una roulotte o in un bungalow, stiamo attenti perché la pineta è un ambiente pericoloso all'arrivo di un temporale di particolare intensità. Il pino marino è un pino fragile al taglio del vento, un pino che tende a cadere facilmente con il taglio del vento e l'abbiamo visto purtroppo nell'occasione del 10 agosto del 2017. Chi l'ha vissuto, insomma, porta ancora dei segni della paura che ha provato in quei momenti così difficili. Prima si parlava anche di quale deve essere il nostro comportamento per avere un vento che diventi più amico e meno nemico. Il nostro comportamento deve essere sia individuale che collettivo, che come comunità, che come decisori. Dobbiamo urbanizzare il nostro territorio in maniera intelligente. Non lo stiamo facendo in maniera intelligente negli ultimi 30-40 anni. Abbiamo urbanizzato a più non posso, senza tenere conto del clima che stava cambiando. Abbiamo urbanizzato, abbiamo prodotto degli allagamenti su zone urbanizzate perché? Perché non diamo sufficiente sfogo all'acqua, perché abbiamo obbligato i nostri corsi d'acqua a scorrere dove abbiamo deciso noi, senza pensare che l'equilibrio comporta anche il loro equilibrio, non solamente il nostro. Dobbiamo pensare a delle strategie edilizie differenti, usare dei materiali differenti, usare dei legami differenti in edilizia e tenere conto del vento, di più rispetto al passato. È vero che abbiamo modellato tantissimo le nostre strutture sui terremoti, giustissimo, giustissimo perché il sisma abbiamo visto cosa produce. Il vento l'abbiamo trascurato, forse è arrivato il momento di considerarlo un pochettino di più quando decidiamo come e dove costruire. Dobbiamo conoscere meglio i fenomeni, dobbiamo imparare ad approfondirli, mettere in discussione le nostre conoscenze, provare ad ampliarle, provare a capire qualcosa di più, perché conoscere significa anche proteggersi. Chi conosce è capace di autoproteggersi, è capace di non mettere in essere i comportamenti sbagliati. Per non mettere in essere i comportamenti sbagliati è opportuno, e qui arrivo alla richiesta di avere dei siti utili, è necessario rivolgersi ad informazioni che siano quanto più affidabili possibili. Allora, sul nostro paese, a forza di legge, l'unico ente che può emanare delle allerte meteo si chiama Protezione Civile. Dobbiamo partire da questo, dobbiamo metterci in testa questo. È l'autorità costituita nella Protezione Civile che può emettere le allerte meteo. Tutti gli altri soggetti che emettono allerte meteo sono soggetti che violano anche delle norme di questo Stato, di procurato allarme, invadono dei campi che non sono loro. Spetta alla Protezione Civile dirci quando dobbiamo allertarci, quando dobbiamo metterci
a comportarci in un determinato modo per evitare dei rischi. Con la tempesta Vaia, ve lo ricordate, le scuole sono state chiuse 2 giorni, apriti cielo, è venuto giù una tragedia. Non si capiva che tenere chiuse le scuole significava tenere al riparo da rischi i propri figli. Io me ne ricordo quella domenica lì, era il giorno 28 di ottobre del 2018, e quando i prefetti hanno deciso di chiudere le scuole, i genitori sono andati su tutte le furie, dove sistemo i ragazzi? Io capisco tutte le difficoltà, ma è molto più difficile sistemare un ragazzo in ospedale che non sistemarlo dai nonni o trovare una soluzione differente. Io lo so che non tutto il territorio veneto è stato interessato dalla tempesta Vaia, che alcune zone del Rodigino non hanno nemmeno sentito il vento e hanno avuto 3 gocce di pioggia. Ma ahimè, di fronte a fenomeni atmosferici estremi, rischio non significa che il fenomeno colpisce me, significa che il fenomeno colpisce un territorio più o meno vasto, in cui vivo anch'io. E per quello anch'io devo mettermi in condizione di non essere un rischio in più. Perché abbiamo tenuto i ragazzi a casa da scuola? Perché mandare i ragazzi a scuola significava metterli, esporli alle intemperie, vuol dire tragitto scuola-casa, non perché la scuola vada giù per la tempesta Vaia, ma perché nel tragitto scuola-casa, di fronte a un fenomeno così intenso, potevano svilupparsi dei rischi. I rischi che ha sollevato prima anche Marinella, un sottopasso allagato, un corso d'acqua che esonda, una frana. Abbiamo un po' di tutto su un territorio disastrato dal punto di vista idrogeologico come il nostro. E allora dobbiamo tener conto che quando l'autorità ci dà delle allerte, quanto più possibile dobbiamo essere capaci di adeguarci a queste allerte. E chiudo con l'ultimo riferimento che secondo me è importante. Spetta ad ognuno di noi essere sentinella del territorio. Significa non delegare sempre ad altri le scelte. È vero, noi deleghiamo perché in democrazia si delega ad altri, ma significa anche delegare, ma ti controllo. Io ti delego per fare al mio nome e per mio conto, ma io ti controllo, io sono qua, il territorio lo vivo. Se vedo che stai facendo qualcosa che non mi va bene, io ho tutto il diritto, come tuo elettore, come cittadino, perché cittadino significa questo, significa partecipare alla comunità, ho il diritto di dirti che non mi sta più bene, non mi sta più bene. Io ti mando a casa e la volta dopo andrà qualcun altro più capace di te. Dobbiamo fare questo, dobbiamo essere cittadini che partecipano alla vita del nostro territorio. Ecco, io chiudo proprio con questo. Ai ragazzi lo chiedo, io lo chiedo ai ragazzi a scuola, dico cercate di essere dei cittadini, perché lo siete a tutti gli effetti, fate parte di una comunità, magari siete ragazzi che ancora non votano, è vero, non votate, ma fate parte di una comunità perché andate a scuola è comunità. Fate parte di comunità nello sport, fate parte di comunità nella famiglia. Essere comunità vuol dire interessarsi di quello che accade attorno a noi. Ed è quello l'invito che faccio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Siate sentinelle del vostro territorio. Grazie infinite Marco. Hai qualche input? Dov'è che possiamo trovare informazioni quindi sulla Allora, su una meteorologia buona, quindi oltre alle allerte meteo che va a divulgare la protezione civile, ma io per esempio seguo il radar dell'ARPA Veneto per cercare di capire come si sta spostando un determinato temporale, una precipitazione, eccetera. Per cui ti chiedo, dacci qualche input, va, che così almeno andiamo a cercare nei posti giusti le informazioni. Allora, il sito dell'ARPAV è un sito che offre molte opportunità per seguire l'evoluzione meteorologica in tempo reale, a partire da radar ARPAV che è ben citato. Chiaramente ARPAV ci mette a disposizione anche molte stazioni sul territorio, stazioni meteorologiche che rilevano i dati in tempo reale. Ci rimanda anche con un apposito link al sito della Regione Veneto, dove alla voce della Protezione Civile troviamo le allerte meteo, quindi il sistema di allertamento regionale condotto dalla Protezione Civile. Aggiungerei il sito blitzortung.org, che è un sito che ci mostra in tempo reale la caduta di ogni singolo fulmine sul nostro territorio, ci permette di controllare l'evoluzione di un sistema temporalesco, se sta avvicinandosi oppure allontanandosi dal nostro territorio. blitzortung.org oppure lightningmaps.com, quindi ci sono più siti che si occupano di monitorare i fulmini in tempo reale. Aggiungo, per chi volesse conoscere dei bollettini previsionali e degli aggiornamenti giornalieri, la pagina Facebook Meteo in Veneto, in cui scrivo anch'io e in cui pubblichiamo degli aggiornamenti quotidiani e professionali sulla meteorologia. Rimando anche ad AMPRO. AMPRO è l'associazione Meteo Professionisti, è la prima associazione di professionisti della meteorologia riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui faccio anche parte.
E per chiudere, io vi invito a affidarvi sempre a meteorologia quanto più professionale possibile. Le app teniamole per la gita al parco giochi o per andare in piscina, evitiamo di usare un'app per fare un'escursione in montagna. Sappiamo bene come la montagna sia un ambiente delicato in cui bisogna disporre di previsioni molto affidabili perché è in gioco la nostra vita, idem per quando andiamo a fare torrentismo, per quando andiamo a fare tutte quelle attività che sono particolarmente pericolose. L'ultimo suggerimento è quello di seguire la trasmissione Geo, dove lavora come meteorologo il mio amico Filippo Thierry, che è un validissimo meteorologo e che all'interno della trasmissione Geo riesce a fare ottima divulgazione meteorologica. Vi ringrazio anche Ivan e Matteo che ci hanno scritto in questi ultimi minuti. Matteo tra l'altro citava anche Bibbione, il tornado F2 di Bibbione del 97, parlava appunto anche di alcune proposte, tra cui anche quella di seguire la pagina di Tornado in Italia, che dice essere molto professionali, e per cui insomma vi invitiamo a osservare insomma e a guardare a questi siti che Marco ci ha ben illustrato, per essere aggiornati rispetto al meteo e avere informazioni corrette. E nel frattempo ricordo, questo sarà grazie anche un po' al dialogo avuto in questi anni con Marco e con tante altre persone che sono appassionate o esperti di meteorologia, inizieranno una serie di incontri che vi proporrò proprio su questo tema, anche per parlare non soltanto di come noi cittadini ci dobbiamo comportare, quanto anche come, per esempio, l'agricoltura stia pagando dell'emergenza climatica e del cambiamento climatico e degli eventi avversi, e di come invece l'agricoltura può anche essere utile per cercare di contrastare questi eventi. E quindi questo è, diciamo, sarà uno dei prossimi incontri che vi preannuncio, per cui rimanete connessi e nel frattempo vi auguriamo davvero buonanotte. Ringrazio davvero Marco Marinella, e adesso ti lascio subito la parola, Marco Marinella e Beppa, e ti lascio la parola Marco. Prego. Solo per dirvi che domani sarà una giornata che porterà qualche temporale a spasso per il Veneto, soprattutto nel Veneto meridionale, tra Rodigino e il Veneziano. Domani avremo dei temporali localmente anche di forte intensità che potranno produrre qualche piccola grandinata, quindi ecco, occhi aperti domani, soprattutto nel pomeriggio. In effetti questo aspetto mi mancava, e questi incontri li concluderemo sempre con le previsioni meteo di Marco. Allora, grazie davvero di cuore anche di questa informazione molto utile per domani, e quindi ringrazio davvero ancora Marinella, Beppa, Marco. Beppa, come non gli è possibile aprire la telecamera per salutarci, ma intanto ci testimonia anche come sia molto importante la digitalizzazione delle aree interne, delle aree svantaggiate del Veneto, tra cui l'altopiano. Per cui vi invito anche ad andare sulla pagina dei Verdi del Veneto, dove la scorsa settimana abbiamo pubblicato un video con un intervento, un incontro proprio sulla digitalizzazione in Italia e in Veneto, molto interessante. Per cui se vi interessano anche questi temi, lì troverete qualche altra informazione utile. Tanto vi ringrazio tantissimo per la disponibilità e il tempo, vi ringrazio per ciò che avete condiviso, e ci salutiamo e vi auguro buonanotte. Grazie davvero.